Lo spirito di un'epoca e di una città, Venezia, che rivive attraverso un percorso di opere che raccontano il crepuscolo della Repubblica Serenissima. Apre a Padova ai musei civici eremitani la mostra All'ombra di Canaletto, paesaggi e capricciose invenzioni del Settecento veneziano. L'opera chiave del grande pittore vedutista, prospettiva con portico, un angolo veneziano ritratto in tutti i suoi dettagli sociali e geografici, tutto attorno al suo cospetto capolavori dei grandi maestri del Settecento. Questa mostra, per la prima volta in modo così rigoroso e completo, costruisce questa narrazione attorno alle altre grandi figure, agli altri grandi pittori che, reinventando il paesaggio di origine nord europea, hanno raccontato Venezia attraverso un luogo che non c'è. La Venezia di Canaletto, padre del vedutismo, come una cartolina per i committenti, per lo più viaggiatori stranieri che rimanevano affascinati dalla laguna durante i Grand Tour. La mostra ai musei civici eremitani resterà visibile fino al 17 settembre, consentendo al pubblico un panorama ampio del paesaggio veneto, grazie ad opere in prestito da grandi gallerie del nord-est e grazie alle opere mai esposte degli eremitani. I musei civici padovani stanno vivendo un periodo d'oro per quanto riguarda la presenza dei visitatori. I primi 4 mesi del 2023 hanno superato in termini di affluenza i primi 4 mesi del 2019, che è l'anno di riferimento prima del Covid. Il 23 nei primi 4 mesi, quindi fino alla fine di aprile, quando abbiamo raccolto i dati, ci permettono di dire che siamo molto ormai oltre i numeri fatti, che erano numeri record nel 2019, quindi vuol dire che Padova è sempre più accreditata come città d'arte, città di interesse di un turismo culturale che è attento.